Dopo l'annuncio dell'obbligo del Green Pass a partire dal 6 agosto, negli alberghi a Venezia arrivano le prime disdette delle prenotazioni per il mese di settembre, che in molti speravano per la città fosse il momento dell'inizio della ripartenza turistica. Invece, nelle reception degli hotel sono arrivate molte chiamate degli ospiti, preoccupati chi per disdire, chi per chiedere informazioni. C'è quindi grande incertezza e gli addetti del settore turistico sono molto preoccupati. Queste ulteriori previsioni da parte del governo, ma soprattutto questa ripresa della pandemia inaspettata, cominciano a mettere paura perché già cominciano ad arrivare le telefonate da parte dei turisti europei che avevano programmato le loro vacanze per settembre a Venezia, chiedendo informazioni, manifestando incertezza, esprimendo paura. I nodi da sciogliere o i punti ancora poco chiari, secondo il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa, sono parecchi. Sull'obbligo vaccinale prima e seconda dose, ma soprattutto sul riconoscimento poi di altri certificati emessi da altri paesi. Penso ad esempio all'Inghilterra, ma penso soprattutto agli Stati Uniti, che è una clientela estremamente importante per la città veneziana. Le prenotazioni non andavano male, il tasso di riempimento, il tasso di occupazione delle stanze per il mese di settembre poteva essere previsto intorno al 70%, che non è il 90-95% a cui siamo abituati nel mese di settembre, ma indubbiamente era un primo segnale di ripresa. La variante Delta rischia di creare notevoli complicazioni. Chi comanda è il virus, non siamo noi a comandare, e il virus è imprevedibile. Quello che possiamo fare noi però dal punto di vista governativo è salvaguardare le nostre attività di carattere imprenditoriale e quindi soprattutto quelle del carattere del settore turistico per quello che mi compete. Ed è evidente quindi che da parte degli alberghi ci sarà una massima attenzione e una campagna pro-vax perché tutti i dipendenti siano vaccinati.